È la seconda sentenza in poche settimane. Riapre la partita tra il comune di Treviso e i cittadini multati, ma potrebbe a macchia d'olio avere delle ricadute molto più pesanti. Per la seconda volta, infatti, il giudice di pace ha accolto il ricorso di una società di trasporti, il primo era di un automobilista, che ha impugnato un verbale questa volta da 942 euro davanti al prefetto. Un ricorso sostenuto e vinto dall'avvocato Fabio Capraro, che con il perito Giorgio Marcona ha portato a sostegno della sua tesi il decreto ministeriale del 2017, che chiede l'omologazione degli apparecchi per la rilevazione della velocità su strada. È solo un rispetto della legge. L'autovelox non è omologato come per legge, onde per cui d'evidenza giustamente il giudice di pace applica la legge. Il giudice di pace ha confermato l'orientamento della legge ministeriale, una sentenza diventata già nazionale, tant'è che il telefono della coppia Capraro-Marcon pare non sia mai stato così bollente. Una sentenza che potrebbe trascinare con sé una pioggia di ricorsi contro le multe degli autovelox di tutta Italia, dove gli apparecchi hanno ottenuto soltanto l'approvazione del prototipo e non l'omologazione. Il Ministero ancora non ha dato le direttive attuative per applicare. Non ha depositato i decreti di omologa e il giudice ne ha preso atto e ha fatto la sentenza. Ma vorrei vedere questi decreti di omologa. Io non ne ho ancora visto uno. Mancano direttive ministeriali, mentre quelle europee pare siano già copiose. Sarebbe bastato avallarle, suggerisce Capraro. Ora la prossima mossa a chi spetta? Certo, dovrebbero prendere atto che effettivamente manca l'omologa e dovrebbero comportarsi di conseguenza. Dura l'ex, sed l'ex.